Benvenuti telespettatori di Tele4 ad un altro appuntamento con Trieste in diretta. È la puntata del venerdì, quella che noi dedichiamo in toto, quando possibile, a cultura e spettacolo. Nella seconda parte parleremo di un'iniziativa che ricorderà la figura di Lelio Luttazzi. Non c'è bisogno di ricordarla per certi aspetti, però insomma è una di quelle figure di cui Trieste deve essere fiera e quindi è il caso di farlo tutte le volte che possiamo. Nella prima parte invece siamo in compagnia del professor Franco Rosso, che è il curatore della mostra La spiritualità cristiana nell'arte a Trieste, arti visive, fotografie, letteratura, musica, che sarà inaugurata il 7 maggio prossimo, quindi martedì della prossima settimana, alla Sala Xenia di quella è via Mazzini, insomma, no? Arriva il 3 novembre, ma magari per noi ancora angolo via Mazzini. Grazie intanto professore per essere venuto nei nostri studi. È una mostra che rimarrà aperta fino al 19 di maggio e che è un'iniziativa dello Studium Fidei appunto che noi tutti quanti conosciamo. Che cos'è la mostra? Come l'avete strutturata? Beh, la mostra è un evento polisettoriale, comprende l'esibizione di opere d'arte visiva, di letteratura, di musica e di fotografia. Quindi è una mostra che propone nel disegno, diciamo, di Monsignor Ettore Malnati, che è un po' l'ideatore dell'iniziativa, propone una finestra su quella che è la spiritualità nell'arte interpretata attraverso la creatività. Quindi il mondo della creatività si confronta con i misteri dell'esistenza e lo fa esprimendosi attraverso i linguaggi che appartengono alla propria scelta di espressività creativa. Ecco, ci sono, come dire, nell'immaginario collettivo, ci sono delle forme d'arte dove la spiritualità sembra avere un diritto stabile di cittadinanza, no? Sì. Come per esempio la pittura. Sì. In altre è più difficile coglierla, come posso dire, dall'esterno. Sì, beh, in effetti la professoressa Benussi, che è la professoressa che cura un po' il settore letterario, ha scelto per questo evento alcune poesie della Alda Merini e di Davide Maria Turollo. Quindi due autori, la prima diciamo laica come formazione, il secondo, Davide Maria Turollo, invece un prete scomodo, un personaggio, eccetera. Però al di là della comunicazione verbale delle parole, invece c'è una inespressività attraverso le parole che il creativo può interpretare attraverso la figurazione, attraverso soprattutto la musica. Sì. Quindi diciamo che la spiritualità, intesa come proprio indagine e riflessione sull'esistenza umana, può trovare esplicitazione espressiva attraverso molti linguaggi, non necessariamente attraverso la figurazione pittorica che ci ha abituato da secoli ormai la comunicazione della... E vedo che c'è spazio anche per la fotografia, sì. Che voglio dire, lì poi adesso magari apriremmo, come dire, pagine e pagine di dibattito sulla fotografia, ma insomma è assodato che la fotografia è arte. Sì, è stata ormai sdoganata, è riconosciuta come arte. Diciamo che a differenza del pittore, che attraverso l'immaginazione e attraverso la manualità esprime pittoricamente, figuratamente la sua immaginazione, la sua creatività, il fotografo deve essere in grado invece di cogliere nell'immediatezza, in un flash immediato, quello che può essere la componente spirituale in una visione, in una immagine che lui fotografa in quel momento, in quell'istante. Quindi diciamo, volendo un po' più difficile, ecco, diciamo, sì, anche perché più ricercato. C'è sempre quel dibattito che va avanti da parecchi anni sul fatto che fondamentalmente anche un fotografo nel momento stesso in cui sceglie di mostrare una parte di ciò che vede, come dire, mette in scena anche, mette in scena, ci sono discorsi su discorsi filosofici, che poi una foto
Poi se la foto comunica ha la stessa forza che può avere un dipinto, che può certo, avere... Come l'avete strutturata poi la mostra? Diciamo che la mostra è ospitata nella Sala Segna e comprende una trentina di opere figurative e penso una quarantina invece di opere fotografiche che sono di più piccole dimensioni, e poi ci saranno 2 eventi, diciamo, nell'evento. La domenica 12, in cui ricorderemo Enrico Fraulini, che è stato un nostro grande collaboratore per la parte letteraria, che è scomparso alcuni anni fa, e subito dopo ci sarà la proiezione di un filmato di Alida Cartagine, che ripercorre attraverso delle immagini, si chiama La Via di Maria, il titolo, ripercorre la storia di questa signora Maria, chiamiamola così, negli anni 20 e 30, per riproporre l'attenzione della riflessione di noi come si ripetono alcune situazioni difficili nella società anche nel passare degli anni. E poi invece il mercoledì 15 maggio proietteremo un video, L'arte si fa sacra, con le immagini e i commenti della Franca Battici, che è una grande artista triestina che si è espressa molto anche attraverso l'arte sacra, e ricordiamo che Santuario di Montecrisa ci sono molte opere che ha donato la Franca Battici al santuario, le 2 grandissime immagini della Madonna nell'altare maggiore, che sono 2 immagini alte 16 metri, e poi ci sono sempre nella chiesa maggiore le 24 quadri che sono le riflessioni sul rosario, e poi nella chiesa sottostante invece le 14 stazioni della Via Crucis. Tra l'altro c'è anche una... Poi il 26 maggio invece conclusione. Volevo arrivarci anche questa cosa. Esatto. Sì. C'è, come ogni anno, passata la conclusione dell'evento, diciamo, espositivo, il 26 maggio invece nella chiesa di Notre-Dame de Sion si svolgerà il concerto finale con musiche e con la direzione del maestro Giorgio Blasco. Tra l'altro vedo anche che ci saranno anche delle foto. Ogni fotografo presenta una foto? No, ogni fotografo presenta 4 o 6 fotografie a seconda, diciamo, del soggetto che hai scelto. Così approfitto per idealmente salutarlo. Ci sono alcune foto anche di Umberto Laureni, che è stato assessore nella giunta Cosolini, e che è una persona di grande, insomma, non perché abbia il mio stesso nome, anche perché ciò non significa molto, ma anche perché è una persona di grande valore, insomma. E poi gli piace Billy Wilder anche a lui, per cui, insomma. Allora, parliamo un pochettino di... è un discorso che faccio molto spesso quando abbiamo ospiti, gente che fa spettacolo, no? E chiedo molto spesso se appunto Trieste ha un numero sufficiente di luoghi dove far spettacolo. Non ho mai posto la domanda per quanto riguarda le sale espositive, eccetera. È sufficiente quello che c'è a Trieste per, come posso dire, soddisfare tutte le proposte che vengono fatte, che vengono anche le proposte che vengono proposte brutto, ma insomma, che ricevete anche voi per organizzare mostre e altro? Ma diciamo che ci sono, rispetto a tempi recenti, ma 15-20 anni fa, ci sono meno gallerie private. Meno gallerie, vedo anch'io. C'erano più gallerie, diciamo così. E dal punto di vista degli spazi pubblici sono quel che sono pochi sostanzialmente, perché Trieste, malgrado tutto che se ne dica una città anziana, invece è una città molto dinamica, molto propositiva sul piano della cultura. Vediamo che ogni giorno ci sono occasioni di incontri, e questo vale anche per l'attività espositiva. Poi il Comune ha messo a disposizione la Sala Comunale d'Arte, che è un appuntamento classico in una bellissima piazza, il Palazzo Costanzi, e le sale adesso ristrutturate in maniera al Magazzino 26, che sono state finalmente ristrutturate, anche adeguatamente configurate per un'esposizione efficace, un'esposizione di qualità. Diciamo che manca su questo livello invece la disponibilità del Museo Revoltella, che mentre in anni passati il Museo Revoltella
interpretando anche le volontà del barone Pasquale Ruotella, aveva dato vita alla libera scuola di figura, che all'epoca era diretta da Sambo e poi da Nino Perizzi, quindi un percorso formativo per gli artisti che volevano perfezionarsi, al quale percorso l'artista però doveva presentarsi già dimostrando di saper disegnare, di saper dipingere. Quindi diventava la frequenza di questo corso una specie di laurea, diciamo, tant'è che si è rivelato poi una fucina per tanti artisti che ancora oggi espongono. Diciamo che manca diciamo, e sarebbe anche un'aspettativa degli artisti triestini, la possibilità di esporre almeno una collettiva una volta all'anno anche al Museo Revoltella, che è il tempio, diciamo, della cultura triestina ed è gestita dal comune. Tra l'altro sentivo in questi giorni anche, purtroppo non mi ricordo il nome del palazzo, che è stato acquistato da dei privati, quel palazzo che si trova all'angolo fra via dell'Università e via Corti, credo. Sì, Palazzo Autieri, qualcosa. Palazzo Autieri è il palazzo dove viveva Anna Magnani a Roma. Non so se... Comunque, sì, comunque un bellissimo palazzo. Ecco, io non ho fatto in tempo, cioè io mi sono laureato dopo, sì. Però quella era la vecchia sede dell'università, la facoltà di lettere. Della facoltà di lettere, dove si andava anche a fare le lauree, perché sì. È un palazzo molto, molto bello, molto particolare, eccetera, che non so poi dopo se i proprietari lo restaureranno, eccetera, però tra le tante ipotesi che nel corso degli anni erano saltate fuori per un eventuale appunto reutilizzo di quello spazio, c'era anche quello di farne uno spazio espositivo proprio per le caratteristiche di quel luogo. Sì, effettivamente quello è un bellissimo palazzo e sicuramente i vincoli rigidissimi della soprintendenza allontano, diciamo, degli investimenti con finalità diverse, no? Quindi un palazzo così, un esempio del barocco proprio triestino, non può che essere riutilizzato per una finalità. Lei l'ha visto? Sì, ancora, ma mi parlava... da giovane, perché dopo è rimasto chiuso per moltissimi anni. Quando io frequentavo era già chiuso, però mi parlavano di mosaici, boiserie, affreschi, delle cose. Ci sono delle opere d'arte inaspettate, E diciamo che questo è un trend che magari si verificasse a Trieste, ma se guardiamo Venezia, tutti i grandi magnati dell'industria, eccetera, hanno investito con fondazioni, ristrutturando palazzi che nessuno avrebbe, sicuramente non la parte pubblica, la componente pubblica, avrebbe avuto il coraggio di affrontare, diciamo, degli investimenti mastodontici. Quello che succede. Allora, lei ha parlato di Venezia. In questi giorni, insomma, c'è la Biennale, ha fatto... scalpore magari no, ha fatto meraviglia anche l'allestimento del padiglione del Vaticano al carcere della Giudecca, se non mi sbaglio. Carcere femminile della Giudecca. Lei lo ha visto la... Sì, no, devo andare a vedere, però mi sono informato. Ma ecco, ma mi spieghi, che cos'è che cosa significa la Biennale d'arte, non tanto per Venezia, ma proprio anche per chi volesse andarla a visitare? Noi siamo ancora legati per certi aspetti al film di Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti, che dà uno spaccato un po' crudele, per dire la verità, ma mi dicevano che in molti casi è anche abbastanza realistico di quello che perlomeno succedeva a quegli anni. Il film è del 79, ricordo, quindi ce ne ha parecchi di anni, se faccio bene i conti 45 se non mi sbaglio. Che cos'è la Biennale? La Biennale d'arte di Venezia, che quest'anno festeggia i 60 anni. Anche la Biennale festeggia i 60, questo è un anno di ricorrenze, importanti. È una grande vetrina sul mondo dell'arte internazionale, in cui espongono tantissimi paesi con propri stand. C'è uno stand dell'Italia come nazione, ma poi ci sono gli stand dei singoli paesi, più i padiglioni, diciamo, generici, e ogni anno, ogni edizione, ogni 2 anni, il curatore della Biennale, che viene scelto e cambiato di anno in anno, interpreta, secondo la sua impostazione culturale, ovviamente una tematica. Quest'anno la Biennale è curata da un curatore
che proviene dal Brasile, quindi per la prima volta in 60 anni la Biennale viene gestita, diciamo, culturalmente da un intellettuale dell'altra parte del mondo come Papa Francesco, e quindi lui propone con questo titolo Stranieri ovunque, no? Diciamo, una discussione sul fatto di essere stranieri, ma anche dal punto di vista che anche noi, quando andiamo in un'altra città straniera o meno, siamo stranieri in quel contesto. In questa situazione si inserisce anche il padiglione del Vaticano, che quest'anno è stato organizzato e allestito presso il carcere femminile della Giudecca, che è un carcere, un ex convento del XII secolo molto bello, con spazi bellissimi, un grande giardino, insomma, al di là che è un carcere e rimane un carcere, comunque una struttura molto bella, che poi era diventato un ospizio per prostitute, per cui era stato denominato il convento delle convertite, e poi invece è ritornato a essere il carcere. E qui il Vaticano ha allestito coraggiosamente un padiglione, invitando 8 artisti internazionali, che è intitolato Con i miei occhi. Con i miei occhi vuol dire che lo spettatore entra in questo padiglione e deve consegnare ovviamente i documenti, ma consegna anche il telefonino, e quindi è costretto a vedere la mostra con i propri occhi, senza l'intermediazione alla quale siamo purtroppo abituati, certo, dei schermi, della digitalizzazione, dei telefoni, delle modificazioni digitali, eccetera, eccetera. E quindi costringe, diciamo, lo spettatore a interloquire con una realtà come quella carceraria, dove le donne che sono in carcere in quel momento fanno da guida loro stesse, diciamo, al percorso espositivo, che inizia all'esterno con sulla facciata la riproduzione di 2 grandi piedi sofferti di un uomo. Qualcuno riteneva che fosse un'indicazione del Cristo di Mantegna. No, sì, c'è un richiamo al Mantegna, insomma, però diciamo che Maurizio Cattelan, che è l'artista che è autore di questa opera, intendeva invece accentuare l'attenzione sui piedi. Lui dice nasciamo con i piedi nudi, si muore con i piedi nudi, e il piede nudo è sempre un parametro della vulnerabilità, dell'instabilità, eccetera, e quindi lui diceva: ti do questo segnale all'esterno dei piedi nudi perché qua puoi entrare anche senza neanche accorgerti, trovarti in carcere, no? Quindi è un segnale di questo genere. È un po' effettivamente molto d'effetto quello. Sì, beh, un scenografico, perché l'immagine è all'altezza di un palazzo, insomma. Se fa effetto vista in fotografia, figuriamoci immaginarsi passare con vivo. l'imbarcazione e vederla. E quindi diciamo che questa scelta del Vaticano è una scelta, e anche come location, semplice, ma allo stesso tempo stupefacente, e se per certi versi può anche apparire compassionevole, lo è anche allo stesso modo rivoluzionario, no? Aver riproposto con forza. Il Vaticano ha invitato 8 artisti di tutto il mondo che si cimentano con 8 espressività completamente diverse. Il Cattelan che fa la gigontografia, diciamo così, all'esterno, ma poi ci sono i video, ci sono il coinvolgimento delle detenute, ci sono le performance. È uno stand molto, molto vitale e molto anche contemporaneo. Volevo approfittare un attimo, poi dopo daremo ancora i ragguagli per la mostra, però siccome ne avevo parlato alcuni giorni fa con altri ospiti, volevo fare una domanda a lei anche proprio riguardo all'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, no? Io credo che anche per quanto concerne la storia dell'arte si dovrebbe intervenire sui programmi, cioè ci sono dei programmi di insegnamento che, come dire, non consentono, secondo me, che uno che esce da una scuola superiore, e io da questo momento in poi continuerò a chiamarle superiori e non secondarie di terzo, quarto, insomma, me fa ridere queste cose. Ma voglio dire, non arrivano a Picasso se il trend è quello. Come
Come si esce da questi? C'è una corrente di pensiero che vorrebbe che si iniziasse a fare educazione artistica partendo dalla contemporaneità e andare poi a ritroso. Perché il problema è, come diceva lei, che i programmi, ma forse non solamente per l'arte, anche per altre materie, letteratura italiana, sì, arrivano a capolinea senza arrivare ai giorni nostri, quindi questo è un problema. E questo è il motivo per cui l'arte contemporanea fa fatica a diffondersi e a farsi comprendere anche nel pubblico, nella società. E questa, parliamo della mostra d'arte sacra, dobbiamo ricordarci anche di questo, anche la mostra d'arte sacra è un sistema, un'azione per combattere anche l'analfabetismo religioso che pervade la nostra società, la quale società risente della crisi culturale che trasversalmente attraversa l'intera società e quindi coinvolge anche il mondo della religione, il mondo della Chiesa. Però ritornando al fatto formativo, sicuramente questa è un'esigenza sentita e che intervenire per approfondire, diciamo, o velocizzare o modificare il sistema della formazione sulle materie artistico-culturali sarebbe un bene anche per, diciamo, la formazione culturale del giovane, della società stessa. Avere dimestichezza con la creatività vuol dire avere dimestichezza con la fantasia, quindi la capacità anche di interpretare in maniera diversa situazioni che possono avvenire nel corso della vita. Molto spesso poi anche così planiamo di nuovo sulla mostra. Molto spesso quando si parla di arte contemporanea ci si immagina sempre qualche cosa di astratto, invece anche l'arte contemporanea è figurativa, ecco, insomma. Certo, innanzitutto l'arte contemporanea è sempre contemporanea, cioè l'artista è sempre contemporaneo nel momento in cui lo fa. Diciamo che oggi la definizione dell'arte, di cos'è l'arte contemporanea, è materia di studio di una tesi di laurea addirittura, no? Quindi diciamo, ma però in soldoni, proprio in maniera molto grossolana, possiamo dire che arte contemporanea sostanzialmente quella che impiega la creatività e la fantasia utilizzando i mezzi e la tecnologia della contemporaneità. Quindi fare oggi arte contemporanea vuol dire fare arte con i mezzi anche tecnologici che oggi abbiamo a disposizione. Ma oltre a questo, l'artista contemporaneo è l'artista che prima pensa e poi fa. L'artista contemporaneo prima pensa e poi fa, quindi c'è sempre una progettazione alla base dell'esecuzione. Per cui la manualità, il virtuosismo realizzativo è quasi ininfluente. Il Cattelan non occorre che faccia fisicamente, non si metta a fare la gigantografia, la fanno gli altri, lui ha l'idea, eccetera. E questo la avvicina un po' all'arte sacra, perché l'arte sacra, per essere tale, è sempre un'opera d'arte nel vero senso della parola, perché richiede sempre una premeditazione che poi porta a una progettazione che non può che essere colta, cioè deve essere colta e informata, diciamo, sulla storia e sul messaggio che si vuol dare attraverso questa ricerca sulla sacralità o sulla spiritualità. Quindi diciamo che l'arte sacra è sempre un'arte contemporanea, perché richiede la progettazione, non è un'arte intuitiva, non è l'action painting, eccetera. No? Allora, ricordatevi l'appuntamento che si inaugura la prossima settimana, il 7 di maggio, in Sala Xenia, in Riva 3 novembre, angolo via Mazzini, insomma per noi rimane questo. La spiritualità cristiana nell'arte a Trieste, arti visive, fotografia, letteratura, musica, rimane aperta fino al 19 maggio e non è escluso che non si faccia una puntata di Trieste d'arte proprio per far vedere questa dal vivo mostra. L'esposizione. Grazie al professor Franco Rosso, che è il tutti, curatore della mostra, per essere stato con noi. Buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Grazie a tutti. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia del sovrintendente del Teatro Verdi Giuliano Polo, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, così come ringrazio per essere tornato nei nostri studi Gabriele Centis,
Scuola di musica 50. In questo caso portavoce della Fondazione portavoce Luttazzi. della Fondazione Luttazzi, perché parliamo di un concerto che si terrà la prossima settimana, il 9 di maggio, quindi giovedì della prossima settimana alle ore 20 al Teatro Verdi. Facciamo cominciare il sovrintendente. Assolutamente. Che, allora, diciamo subito, Luttazzi, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà Luttazzi al Verdi. Luttazzi ha diritto di cittadinanza in un luogo come il Verdi? Assolutamente sì. Il Verdi è una casa di tutti, una casa della musica, e quindi evidentemente promuove e esegue tutto il repertorio. In questo caso è un concerto, diciamo, organizzato dalla Fondazione Luttazzi con l'appoggio della Regione Friuli-Venezia Giulia, e per ricordare un cittadino illustrissimo che con la musica ha avuto molto a che fare, e visto anche il tipo di personaggio che era Luttazzi, proponiamo un programma misto, diciamo, in cui nella prima parte si esibirà l'orchestra del Teatro Verdi con delle musiche di Bernstein e di Gershwin, musiche del Novecento che in qualche modo sono riconducibili poi alla cifra e allo stile di Lelio Luttazzi, e poi nella seconda parte ospiteremo il celebre jazzista Danilo Rea, che ovviamente farà un repertorio suo. Quindi direi che noi siamo molto felici di ospitare una manifestazione dedicata a Lelio Luttazzi e a tutto quello che lui ha fatto, insomma, in questo paese per la musica. Ci dice, no, che per alcuni vale ancora purtroppo Nemo profeta in patria, però mi pare di capire che Luttazzi, insomma, Trieste giustamente gli ha reso omaggio nel migliore dei modi, insomma. Perché... Sì, tu lo sai, ne abbiamo parlato anche altre volte, è un personaggio che è stato sempre molto amato da Trieste. Lui ha amato molto Trieste, sì. E Trieste ha amato molto lui. E fra l'altro lui della sua triestinità ha fatto anche una sua cifra stilistica, se vogliamo, non ha mai rinunciato, per dire, a far cantare star internazionali in prima serata alla Rai, farli cantare in triestino, famosa esibizione di Sylvie Vartan che cantava canzoni in triestino, e come lui stesso, insomma, non ha mai rinunciato alla sua grande nostalgia per questa città, dedicando della musica scritta proprio per la città, ma comunque senza mai dimenticare le sue radici. È anche una persona che ha sviluppato anche dal punto di vista jazzistico, per esempio, pur amando tantissimo la musica americana e avendo come riferimento i grandi della musica americana, del jazz americano, ma ha rinunciato alla sua identità anche, se vogliamo, legata alla cultura della città, per cui lui amava molto Puccini, per esempio, nelle grandi melodie pucciniane, e anche era molto influenzato anche dalla musica centroeuropea, Kurt Weill e tutto quel tipo di cultura legata al centro Europa, anche all'operetta. Non ha mai abdicato questo suo grande amore che ha portato con sé tutta la vita, anche dal punto di vista artistico. Lei sentiva Luttazzi, adesso sto entrando in un... Essendo un anno in cui io compio un compleanno tondo, devo stare molto attento quando faccio determinati riferimenti, però per esempio Gabriele lo sa, io sono innamorato di un brano di Luttazzi che a Luttazzi non piaceva molto, ma io trovo che sia irresistibile, L'Ottimista, che nel 45 giri del Can de Trieste stava sul famigerato lato B. Per la sua generazione, che non è molto distante dalla mia, credo che siamo più o meno coetanei. Ahimè, io l'anno tondo l'ho già superato da un pezzo, e quindi diciamo... Però insomma siamo lì. Là, sì. Insomma. Che cos'era Luttazzi? Diciamo, intanto... Oltretutto lei poi facendo anche musica, quindi il suo, la sua opinione è diversa dalla mia, insomma. La mia formazione è casualmente orientata alla musica classica, per cui, ma io, diciamo, è un fatto di gusti. Io sono contrario alle classificazioni, alle distinzioni fra musica colta, musica popolare, eccetera, eccetera. La musica, come dire, ogni genere musicale ha una sua cifra, i suoi pregi, eccetera, eccetera. Quindi gli atteggiamenti aristocratici di chi ama la musica classica non mi piacciono. Io, per mio gusto personale, ho frequentato questo tipo di repertorio perché mi piace, non ho avuto il modo di approfondirne altri che mi incuriosiscono comunque.
Ma in ogni caso Luttazzi è anche un personaggio, diciamo, che è molto legato alla Rai, per cui necessariamente è stato ascoltato tantissimo anche dalla mia generazione e quindi anche da me, insomma, ma quello che mi colpisce di lui non è tanto solo la parte musicale quanto la sua parte di personaggio. Ecco, ieri hanno fatto scorrere, non so su quale canale TV, il film Il Dentone, no? Di Alberto Sordi, sì, in cui lui compare in un certo punto recitando proprio Lelio Luttazzi, è diciamo un personaggio ormai Perché poi tra l'altro noto. ci si dimentica anche della sua carriera cinematografica, perché poi vabbè, qua, ma non dimentichiamo che lui è tra gli interpreti dell'avventura di Antonioni, che è insomma un film che davvero non deve far paura. Molti dicono Antonioni, me ne tengo distante, l'incomunicabilità, assolutamente no, è un film veramente molto bello, e io poi ricordo sempre questo film di Dino Risi, L'Ombrellone. Ma sai che adesso in occasione appunto di questa celebrazione del centenario, in autunno a Roma, la Casa del Cinema di Roma dedica una serie di appuntamenti sul cinema di Lelio Luttazzi il cinema, riproponendo intanto alcune colonne sonore di molti film e naturalmente l'Illazione, che è un cortometraggio che lui aveva realizzato anche a commento della sua esperienza negativa legata ai problemi con la giustizia, problemi immotivati che aveva avuto con la giustizia, e naturalmente anche ai film che lui aveva interpretato come attore, per cui c'è proprio una parte dedicata al centenario fra Lelio e il cinema. Tra l'altro L'Ombrellone si trova su Rai, come si chiama? Su Rai Sat, su Rai Play, quindi potete anche vedervelo, è un film godibilissimo. Per la mia generazione mi riporta ai tempi delle vacanze a Rimini, mi pare che si svolga a Riccione, ma è un film veramente molto, molto bello. Lui fa una parte un po' non propriamente, cerca di portare via Sandra Milo a Enrico Maria Salerno, impresa difficile per certi aspetti, però insomma dà l'idea anche appunto di un artista completo. È raro, no? Nel mondo dello spettacolo internazionale a questo punto, no? Sovrintendente, trovare gente così in grado di eccellere, perché è nella composizione, nell'intrattenimento. È assai raro, rarissimo nel nostro paese. Sì, io credo che sia anche un caso unico quello di Luttazzi, non mi viene in mente adesso qualcuno, diciamo, che appartenga al mio campo, che abbia una visione così eclettica dello spettacolo, dell'intrattenimento e della cultura. E sì, è un caso unico. Tu vedi a parte Fiorello, no? Fiorello su tutti sicuramente, anche se ovviamente è intonato, vuol dire, quello che è la contemporaneità, no? Sì. Che richiede anche altre forme di comunicazione televisiva in generale, eccetera. Però direi che forse è l'unico con questa grandissima capacità, con questa grande musicalità, perché anche questo va detto forse di Luttazzi, che questo swing che lui a cui faceva sempre riferimento, swing che è un po' il motore ritmico, insomma, della musica jazz, che però è una chiave di lettura anche, voglio dire, di quello che può essere l'espressione della comunicazione nello spettacolo. Lui teneva sempre questa grande musicalità presente in tutti i suoi aspetti di comunicazione, che è la stessa cosa che fa Fiorello. Fiorello ha una grandissima musicalità, a parte un ottimo cantante, ma ha un senso del ritmo, della gestione degli spazi ritmici in termini di comunicazione televisiva, che potrebbero essere avvicinati a quelli di Luttazzi. Detto questo, veramente non ne vedo altri, sinceramente. Tra l'altro noi discutevamo anche l'altra volta, e sarebbe bello anche insomma è anche difficile, mi rendo conto, però che si riparlasse un pochettino anche di un altro collega di Luttazzi, ne avevamo discusso, che aveva la sua grazia e la sua competenza, che era Enrico Simonetti. Come no? Che anche grande pianista, musicista, grande pianista. Sì. Di Simonetti penso che se ne ricordano veramente pochi, per dire la verità, ed è un peccato, perché anche lui aveva una grazia e un modo di fare. Le famose fiabe sonore, che lui raccontava la fiaba e la musicava
Questo ti ricordi? Sì, no, questo non mi ricordo. Lui raccontava delle fiabe o comunque dei racconti brevi, diciamo così, peraltro anche, non so chi fossero i suoi autori, ma comunque anche di grande stile anche quelli, che lui commentava e accompagnava col pianoforte, cioè sottolineava la parte narrativa con parti musicali, credo in parte anche improvvisate al pianoforte, grande musicista. Sì. È perché lui ha più anni di me. Temo di sì, di essere più vecchio in sala, come si dice. Sovrintendente, ne discutevamo ieri con la direttrice del Castello di Miramare, parlando d'altro, però di come molte realtà triestine del mondo della cultura da qualche anno a questa parte, come posso dire, mettiamola così, si muovano. Cioè, una volta il Verdi era al Verdi e al Verdi entrava poco che non fosse del Verdi. Ma lo stesso discorso valeva anche per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per altri versi per l'università, per altri aspetti ancora anche per il Tartini. Stessa cosa per la Società dei Concerti, che è sempre stata un po' peripatetica magari per ragioni di sedi ed altro. Noto, devo dire la verità, con molto piacere da qualche anno che queste istituzioni si muovono, collaborano, si spostano, non soltanto in città ma anche fuori. C'è un cambiamento, forse per certi aspetti impercettibile, perché è avvenuto senza grandi proclami, però poi se dopo vai a guardare retrospettivamente dici, però è cambiato parecchio. Credo che forse gli anni pandemici hanno in qualche modo, per certi aspetti, costretto a fare determinate cose, però mi pare di capire che ormai è un po' una regola, ecco, insomma. Sì, ma noi stiamo vivendo da questo punto di vista un momento molto felice. Io sono fortunato di dirigere il Verdi in questo periodo perché abbiamo trovato una forma di empatia con le altre istituzioni culturali che, insomma, le cui cause possono essere molteplici, insomma, anche un'empatia di carattere personale, ma soprattutto la necessità di mettersi in rete e di potenziare quanto più possibile la nostra proposta. Forse ci siamo resi conto che ciascuna istituzione musicale deve misurarsi col territorio che ha e con le dimensioni del territorio, col bacino d'utenza, col pubblico. Comunque, diciamo, in questo momento le collaborazioni sono molto fruttuose, non problematiche, ne cito alcune. Diciamo, quest'anno ripeteremo al Castello di Miramare un'esperienza molto positiva che abbiamo sperimentato per la prima volta l'altro anno in collaborazione col Politeama Rossetti, un concerto al tramonto e un concerto la successiva alba, in cui, diciamo, eseguiremo un concerto con dei riferimenti letterari, con una voce recitante. La cosa ha avuto molto successo perché intanto ha accomunato quelle che sono le attività tipiche di due teatri diversi, uno musicale e l'altro di prosa, e poi soprattutto le ha combinate con un luogo meraviglioso come il Castello di Miramare. E con la Società dei Concerti ricordo che l'altro anno abbiamo inaugurato un festival che si ripeterà quest'anno in autunno, nelle prime 2 settimane di settembre, in cui abbiamo messo a sistema le nostre potenzialità con quelle della società. Quindi confermo che stiamo collaborando molto positivamente, ci sono altri progetti anche col Politeama. E io credo che questo sia un dovere delle istituzioni cittadine, diciamo, non essere autoreferenziali, ma mettere a disposizione quello che si ha, che è molto prezioso, ma che deve essere in qualche modo reso fruibile da tutti, ma soprattutto messo in rete per migliorare la proposta. In questo momento confermo che abbiamo veramente, effettivamente Trieste è caratterizzata, diciamo, da un po' di campanilismo locale e da litigiosità che stiamo superando molto felicemente, anche grazie, diciamo, agli interlocutori, alla direttrice del Castello di Miramare, che è molto proattiva da questo punto di vista, col presidente del Teatro Rossetti, col presidente della Società di Concerti. È un momento, diciamo, che mi dà molta soddisfazione e molto orgoglio, ecco, per questa collaborazione. Immagino che poi voi adesso indossa la maschera di co-direttore artistico di Trieste Estate. Trieste Estate è anche un luogo, diciamo, un luogo ideale dove altri esempi di collaborazione e
disponibilità a non darsi per scontati, lì le vedete ancora di più per certi aspetti. Trieste State si riaggancia un po' al discorso del sovrintendente adesso, cioè in questi anni intanto Trieste State di per sé è cresciuta tantissimo, sia in termini numerici, proprio di produzioni ospitate all'interno di questo contenitore estivo, e anche in termini di collaborazioni e anche di qualità generale. Onore al merito anche effettivamente il sovrintendente, perché devo dire io che ho vissuto anche anni precedenti, mai come questi ultimi 2 o 3 anni le cose stanno aprendo veramente tantissimo. Fra l'altro anche col Teatro Verdi ci saranno degli appuntamenti particolarmente rilevanti a Castello di San Giusto quest'anno, anche molto impegnativi dal punto di vista degli allestimenti, ma non vogliamo fare troppe anticipazioni, se il sovrintendente vuol farle, ma insomma possiamo farle, ma si sa già, ci sarà una Turandot Open Air che insomma richiederà un impegno anche tecnico notevole su cui stiamo lavorando. Ci sarà la riproposizione di Carmina Burana e della nona di Beethoven, con cui ho bruciato tutte le informazioni. E oltre ad altri interventi che ospiteremo anche in Piazza Verdi, per cui col teatro, sicuramente col Teatro Verdi, ma anche con tutte le altre realtà cittadine c'è un grande impegno organizzativo, proprio di coordinare quello che ormai è una scena che altre città ci invidiano, perché vuol dire, ripeto, non solo in termini di quantità, ma anche di impegno produttivo. Possiamo competere anche con grandi città italiane, e non solo, per quanto riguarda un'offerta culturale molto potente. E anche a questo corrisponde anche una grandissima spinta turistica che abbiamo avuto, che stiamo avendo in questo periodo. Basta vedere questi giorni a Trieste, per cui anche il nostro pubblico, voglio dire, è cambiato. C'è una grande offerta ovviamente per la città, per i residenti, per i triestini, ma abbiamo anche un pubblico ormai internazionale a cui dobbiamo rivolgerci e in cui dobbiamo fare anche i conti, anche in termini di qualità e di offerta di livello. Insomma. Quando presentate? Ma così mi prendo anche già... Dovrebbe essere confermata, credo, a giorni, una conferenza stampa il 16 di questo mese, in cui verrà presentato tutto questo enorme contenitore, che poi a sua volta verrà un po'... Ci saranno altri appuntamenti settoriali per promuovere un po' tutto. Giovedì 16, non sono in ferie, per cui lo faccio... E tra l'altro è andata anche molto bene. Non so se possiamo chiamarla, sovrintendente, questa mini stagione, che, anche perché non è dalla durata di uno spettacolo che si, come dire, che si capisce se è grande o piccolo, insomma, però questi atti unici che nascono, mi corregga se sbaglio, anche per avvicinare all'opera il pubblico più giovane, anche il pubblico dei bambini e dei ragazzi, ma poi insomma dopo diventano anche un appuntamento molto molto curioso e molto interessante anche per gli adulti. Mi pare di capire che anche in questo caso l'esperimento funziona. Sì, l'esperimento funziona benissimo. Io voglio ricordare che un altro nostro compito fondamentale, una nostra missione è quella della formazione proprio musicale della collettività, quindi diciamo, non ci possiamo limitare a rappresentare i classici del repertorio, e quindi facciamo questa attività che ha tanti aspetti importanti per noi, stimolanti. E intanto, come giustamente ha detto lei, è uno strumento che aiuta molto ad avvicinare al teatro, che come dire, intimorisce sempre un po', no? Il teatro lirico, i giovanissimi, diciamo, che si portano dietro però anche i genitori, i nonni, e che funzionano da traino poi anche nella nostra stagione principale. Dopodiché è un'occasione per noi anche per valorizzare giovani compositori. Nella maggior parte dei casi sono opere commissionate, no? Sì. Perché non sono opere, o sono opere nuove, o comunque opere non originali, per la necessità di inserirle in quel magnifico ambiente che è la sala del ridotto del Teatro Verdi. E quindi sono come dire, delle occasioni per valorizzare il lavoro di giovani compositori o anche meno giovani compositori, e anche, diciamo, per valorizzare un attimo le nostre maestranze, che devono impegnarsi in un'attività che non fanno in molti e che non è consueta. Diciamo che ha un grosso riscontro di pubblico. Naturalmente la capienza del ridotto è molto modesta, sono 150 posti, ma noi facciamo tantissime repliche, sono tutte esaurite, e riscontriamo un gradimento del pubblico. Dopodiché è anche un'occasione in cui chiunque abbia un primo approccio con la musica seria, diciamo musica lirica, la possa proprio toccare anche da un punto di vista fisico, con mano, perché c'è la vicinanza fra gli esecutori e il pubblico. Il pubblico può
commentare, fermarsi, discutere, quindi un esperimento per noi molto positivo, molto positivo. Avete anche fatto in modo che Seguglia si tagli i capelli per fare Arlecchino nell'ultimo, quindi anche questo è un merito, è un merito non da poco. Laddove invece ci avviciniamo alla chiusura, torniamo a parlare di Luttazzi. Secondo te, Gabriele, quale aspetto della produzione di Luttazzi deve essere ancora valutato appieno? Forse quello letterario. Beh, quello letterario che comunque è oggetto di studio e di riscoperta. Sì, tu sai che lui era una persona estremamente schiva, che tendeva a minimizzare le sue capacità, estremamente, quasi patologicamente, tendeva un po', infatti per esempio questo aspetto letterario è un po' postumo, nel senso che sono materiali che la moglie Rossana ha poi pubblicato dopo la scomparsa del maestro, perché lui era molto restio poi a pubblicare, a fare, anche se in realtà alcune cose che lui scriveva, le scriveva in relazione e il confronto con Mario Soldati, per esempio, con cui facevano le vacanze estive negli stessi posti. Durante l'estate lui scriveva e poi mostrava il suo lavoro a Mario Soldati, discutevano su questo aspetto. Lui comunque aveva una formazione letteraria, lui aveva fatto il liceo classico, il Petrarca, era una formazione. Questa è l'unica cosa che... So che tu sei del Dante, ma lasciamo perdere, io sono petrarchino come per cui aveva una sua formazione comunque umanistica e letteraria, ed era anche un grandissimo lettore, oltre che un grandissimo musicista e in parte scrittore. Per cui sì, secondo me per esempio c'è una parte rilevante anche della sua parte musicale che si conosce poco, che potrebbe essere un po' in relazione anche all'aspetto delle colonne sonore, di molte orchestrazioni, molti brani che lui aveva scritto per il cinema, per esempio, le colonne sonore, in cui c'era una qualità. Io ho avuto la fortuna di fare un lavoro, un certo periodo di rimasterizzazione delle colonne sonore scritte dal maestro, materiale che adesso sono di proprietà della Sugar, della Caterina Caselli, che ha acquistato tutti i diritti anche delle musiche per il cinema di Luttazzi, e c'erano orchestre formidabili che suonavano della musica meravigliosa, perché era un periodo in cui le orchestre suonavano tanto, si faceva molta produzione, per cui il livello musicale era molto alto, perché c'era questa continua applicazione, che fossero musica per il cinema, le sigle della televisione, le orchestre dal vivo in prima serata, eccetera. Le orchestre giravano a 1000 e questo portava una grandissima qualità in termini esecutivi, e per gli arrangiatori e gli esecutori altrettanta mano felice nel scrivere, nell'arrangiare, nell'orchestrare, proprio perché c'era questo continuo, no? Tu sai che ci sono questi famosi aneddoti che alla mattina uno diceva bisogna scrivere un pezzo, una sigla, uno sketch, per cui bisogna scrivere un brano, scrivere il brano, arrangiarlo, scrivere le parti per l'orchestra, una prova e via, si va in diretta la sera col brano scritto e l'orchestra via andare. Erano altri tempi, possibilità, eccetera. Questo forse è una cosa che andrebbe un po' rivalorizzata, il grande lavoro proprio delle orchestre dell'epoca, di quegli anni là, diciamo, fra gli anni fine anni 50, 60, 70, che proprio l'industria cinematografica, ad esempio, supportava molto da un punto di vista. La faccio il più breve possibile, perché è un caso tipico, l'aneddoto che sto raccontando. C'era un film, la colonna sonora in quel caso di Trovaioli, che è un altro che ha un percorso, e quelli erano gli anni tra l'altro. C'era un film che si chiama, è uno dei film meno noti di Dino Risi, che si chiama Il Gaucho, è un film bellissimo con Gassman che va in Argentina. Questi vanno in Argentina, trovano Manfredi che è in Argentina per una tournée di Rugantino, e dicono: accidenti, abbiamo Manfredi che di giorno è libero, e peccato non... praticamente sono riusciti in 2 giorni a inserire in questo film la parte di Manfredi, che la scriveva a scuola alla sera a Roma, poi mandavano non so una roba incredibile. Se uno vede quel film non può immaginare che la parte di Manfredi sia stata scritta di getto diciamo, e sia stata aggiunta all'ultimo momento, ma sono quelle cose che succedono. Era un'epoca in cui il cinema, la televisione, il teatro, la musica viaggiavano ad alti livelli. Questo bisogna, è inutile. Volevo invece chiedere una mia curiosità, poi diamo ancora i ragguagli per l'appuntamento di giovedì prossimo. Secondo lei, sono intendente, c'è un autore che sia di musica classica o sinfonica o anche operistica
che a suo dire dovrebbe essere in qualche modo, se non rivalutato, comunque eseguito di più, perché sappiamo benissimo che ci sono gusti, corsi e ricorsi storici, anche questioni che possono essere in prosa, nessuno fa più Alfieri per tutta una serie di ragioni, anche se io sarei curioso di vedere più Alfieri che Neil Simon, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. C'è un autore che secondo lei è vittima un pochettino delle mode, delle necessità anche? Ma sicuramente sì, ce ne sono tanti, diciamo, dal punto di vista dell'opera c'è tutta la necessità di una riscoperta del repertorio operistico, quello drammaturgico, serio italiano dell'inizio dell'Ottocento, Spontini, Cherubini, eccetera, ma sono, come dire, ragionamenti che hanno fatto già persone molto più importanti di me, come Riccardo Muti ad esempio, quindi ci sono moltissimi musicisti che dovrebbero essere riscoperti anche dal punto di vista sinfonico, ad esempio. Noi abbiamo un grande sinfonista del Novecento come Ottorino Respighi, che non viene mai se non per le fontane di Roma. No, ma ha scritto tante cose, ma soprattutto è un compositore molto raffinato, diciamo di respiro internazionale, quindi ce n'è molti, insomma. Alcuni, come dire, li sentiremo in questo concerto del 9 maggio, perché forse è un'occasione per sentire come i generi musicali diversi si avvicinano, perché rappresenteremo le danze sinfoniche di West Side Story di Bernstein, quindi diciamo qualcosa che sta nel patrimonio di tutti noi, chi ama il cinema, inutile. E poi ascolteremo l'Americano a Parigi di Gershwin, che è anche un pezzo iconico, per poi sentire Danilo Rea, che spero si scateni nella seconda parte del concerto nella sua capacità di improvvisazione, per cui sarà un'occasione veramente per un pubblico molto vasto che spero arrivi numeroso in teatro. Allora, ricordatevi l'appuntamento del 9 maggio, quindi di giovedì della settimana prossima, ore 20 e 30, ore 20? Ore 20, ore 20. Ore sì. 20, biglietti? Sono già in vendita secondo i consueti canali del teatro, ogni informazione sui siti web, quindi siamo pronti ad accogliere tutti. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro ad entrambi. Noi con Trieste in diretta ci vediamo la prossima settimana a partire da martedì alle 18. Io vado in ferie, quindi ci saranno i miei colleghi, ma insomma l'appuntamento rimane. Buon fine settimana a tutti, arrivederci. E poi chiedono